va, scattano gli amatori fascia 1. Si va! Scattata la prima gara, 40 minuti di gara con la competizione riservata agli amatori.
invece l'area Pentel, dalla zona Prato. No, perché per noi sarebbe importante prepararci con il dovuto anticipo, se riusciamo a rivedere la testa della corsa pioppare proprio sull'arrivo. Ripeto, Elisa Simeoni sta cercando di ottenere la prima vittoria assoluta. Allora il miglior giro fino a 28 secondi, 400esimi di Alberto Di Vento, il miglior giro in assoluto di questa giornata. Assolutamente difesa oggi per tutte le squadre, sono numeri incredibili per il ciclocross di 10 secondi. Mostrando davvero un colpo di pedale incredibile a Vittorio Veneto, e sta per alzare le braccia in uno dei tempi, in uno dei rettilinei d'arrivo più storici, importanti, prestigiosi del ciclocross. Il viale della vittoria, nella città della vittoria. Qualche istante, dorsale 83, maglia Nordwave, Copiloc per il battistrada che tra pochissimo vedremo proiettarsi sul rettilineo d'arrivo per una grande vittoria. Ok, quindi ormai la situazione dovrebbe essere abbastanza chiara. Noi attendiamo Andrea Pauletto della Memory e altri 5 secondi su Elisa Simeoni, quindi una sfida forte Elisa Simeoni, quindi sono tutte maglie colori. Successo nel viale della vittoria, Tamara Fabian, Ilenia Lazzaro, Elisa Simeoni. E subito dopo andremo velocissimi in zona premiazione, perché vi ricordo alle ore 10:10 scatterà la gara sul sistema dei podi, tutto quel che riguarderà le vestizioni per gli agonisti delle maglie del Master Cavalestra di Vittorio Veneto, come ogni anno al termine delle gare. Andiamo a vedere spuntare una maglia tricolore, sarà quella di Tamara Fabian, sarà quella di Ilenia Lazzaro, lo scorso. Sono sempre a 15 centimetri tra le due che lasciano in questo istante la zona dove mi trovo, passa anche alla Elisa Simeoni che andrà a chiudere probabilmente con più di un minuto di vantaggio nei confronti di tutti gli altri. Si prepara ad alzare le braccia al cielo, facciamolo sentire l'applauso. Vittorio Veneto ad Alberto Di Vento, Nordwave. Traguardo per quel che riguarda la seconda posizione al dorsale 95, se volete riconoscerlo in rettilineo d'arrivo, andrà a chiudere in seconda posizione. Poi ci concentreremo invece sulla lotta Gianfranco Mariuzzo e Giuseppe Dal Grande, ancora qualche istante per la chiusura della seconda posizione. Anche questo. Poi andremo a fare tutte le varie divisioni per quel che riguarda i podi di questa giornata, fascia 1, fascia 2, fascia 3. Ormai siamo in vista della conclusione della seconda posizione, dorsale 95. Andrea Pauletto chiude in seconda posizione sul finale della prova di Giuseppe Dal Grande, che va ad alzare le braccia al cielo. Terzo assoluto, campione italiano Master 6, Giuseppe Dal Grande. Una grande prova per quel che riguarda le altre posizioni. Ci proiettiamo sul rettilineo d'arrivo con
quello che chiude la seconda posizione del raggruppamento 2, Gianfranco Mariuzzo, MTB Santa Marinella. Signori, arriva un'altra atleta, terzo posto nel secondo raggruppamento, anzi no, è arrivato Luca Tigli, quarta posizione, quindi abbiamo ufficializzato che in quella posizione andiamo a andare a conquistare la terza posizione tra gli amatori di fascia 2, si proietta sul rettilineo d'arrivo, eccolo qua, primo Giuseppe Del Grande, secondo Gianfranco Mariuzzo, nella seconda raggruppamento di gara, terzo è Flavio Zoppas di Motorsport. Continuano nel frattempo gli atleti a tagliare il traguardo, a noi non resta che attendere ora la sfida femminile, aveva 5 secondi su Irene Lazzaro e altri 5 secondi su Elis Simeoni, quindi è una sfida bellissima. Perfetto, grazie Rodano. A questo punto a me non resta davvero che e subito dopo andremo velocissimi in zona premiazione, perché vi ricordo alle ore 10:10 scatterà la gara successiva, quindi dovremo essere velocissimi alla premiazione dei podi, tutto quel che riguarderà le restrizioni per gli agonisti delle maglie del Master Cross. Il tutto verrà nella palestra di Vittorio Veneto come ogni anno al termine delle gare, al termine delle competizioni. Noi intendiamo di poter spuntare una maglia tricolore, sarà quella di Tamara Fabian, sarà quella di Irene Lazzaro, lo scopriremo tra pochissimo. È la prima competizione della 33esima edizione del Gran Premio Città di Vittorio Veneto. Ci siamo, signore e signori, maglia, latte tricolore a Vittorio Veneto, quello di Tamara Fabian. Il battimano con Giacomo Salvador, seconda Ilenia Lazzaro, che fino all'ultimo ha provato a tenere testa alla battistrada, veramente una grande prova. Ma signori, c'è un'altra maglia tricolore da aspettare. Qualche istante e arriverà l'atleta dalla provincia di Pordenone, campionessa italiana Women Sport, andrà a chiudere in terza posizione, quindi teniamo pronti gli applausi anche per questa grande protagonista. Third place, Elis Simeoni. Andrea Pauletti, Andrea Schiavo. Questo è il podio amatori fascia 1. Scusa, È arrivato il momento della premiazione del podio degli amatori e Michele Feltri. I primi due classificati della fascia 3 si meritano l'applauso di Vittorio Veneto. Tamara Fabian, campionessa italiana Women 2, è un podio veramente eccezionale, come poche volte si vedono 3 maglie tricolori sul primo, sul secondo e terzo gradino del podio. Facciamolo più forte l'applauso per loro, Vittorio Veneto. Si conclude qui la cerimonia protocollare delle gare riservate agli amatori. Noi torniamo in